Guarda che stiamo... Buongiorno! Buongiorno cari amici, siamo ancora in diretta, siamo ancora noi, Chip e Chop, bene. Quindi cosa gli diciamo? Che sulla mascherina per carnevale o per il corona? Che ormai il corona se n'è andato, gli abbiamo dato Ma lo è una sfratto. carnevalata lo stesso. Fa niente, ci vuole un po' per far muovere l'economia, un po' i cimiteri, un po' i fioristi, un po' tutte quelle cose lì. Dai Ilde, racconta qualcosa, va. Allora, oggi abbiamo l'appuntamento sul tuo canale YouTube alle 16. Alle 4 italiane, pomeridiane, chiaramente. Ilde, hai lì le stese per fare una stesa? Perché l'altra volta non te l'ho fatta fare. Mi hai lasciato a riposo l'altra volta, meglio... Non è che L'altra mi volta... dispiaccia, Scherzo. Ah. Allora, sì, ce li ho qua, sto già mescolando. Adesso vediamo se ci sono degli amici collegati, vedo che sono 3 a guardare in questo momento, dunque Già tre martiri, salutiamoli, salutiamo. Come si chiamano? Il nome, cognome, dammi anche il DNA. Ma hanno le mascherine? No, il nome e cognome non si vede. C'è un utente qua che ha scritto: ciao, che fate di bello, sempre in giro? Però non so chi Sempre sia. in giro. Sempre in giro, ma si deve scrivere, stanno arrivando 3 persone col cane, quindi fra un po' mi girerò tanto per non dargli fastidio. Va bene, Bene, va siamo bene, va là. Allora, vediamo un pochino. Provo a vedere, guardando sulla pagina Facebook, se capisco chi è che ci ha salutato. Vi invito comunque a cliccare su StreamYard / Facebook, proprio per dare la possibilità alla piattaforma che usiamo per la diretta di leggere il vostro nome e vedere appunto chi è che ci sta commentando. Comunque era la Paola. Ciao Paola, ma che Paola? Paola di Chiarilli. Paola Chiarilli, La Paoletta, ciao Paoletta! La nostra Paoletta. La Paola ha 2 bellissimi gruppi, ricordatevi, che parlano di radiostesia, magia e energie varie, sì, molto interessante. Allora, Paola Chiarilli è sempre una bomba. Antonino, dunque abbiamo questi amici che ci hanno salutato, grazie. Salutiamoli, ciao cara. Dunque vi ricordiamo alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano oggi pomeriggio, se vi fa piacere farci compagnia o la nostra compagnia, ci troviamo lì oggi pomeriggio. Vediamo un po' come andrà, cosa ne dici? Ma sì, dai, fammi una stesa per vedere se sarà un incontro di fuoco oppure un incontro acqua santa, sai, di quelli della sera, Ave Maria, pieni di quelli grazia. sereni, tranquilli. Okay. Di quelli tranquilli. Vediamo cosa dicono le nostre amiche Sibille. No, già, il taglio è carino. C'è un'attesa, una dolcetta. Allora, c'è sempre quella carta là, accidenti, che sì. Beh, allora guarda, ovviamente l'incontro c'è, forse qualche piccolo problemino tecnico in partenza, oppure la possibilità che qualcuno non riesca ad esserci perché è collegato all'allegrezza al cuore, dunque agli incontri, alla cosa, insomma. Diciamo che a parte questo, di suo la giornata, questo pomeriggio, il nostro appuntamento sarà abbastanza tranquillo, però degli aspetti di qualche domanda, probabilmente forse arriverà una domanda sulla salute, qualcosa del genere. Niente, dai, pomeriggio. Dai, se non sono un po' mattacchioni non li vogliamo, non iscriveteci, se non siete, noi li vogliamo un po' così, un po' pensare, un po'. Comunque va bene, a parte qualche figura non proprio delle... Chiara, ma dici che sopravvivono le nostre Sibille Pendolino oppure che pensi che abbiano qualche problema? Sopravvivono. Sopravvivono, Ok, dai che faccio un passo, dai, raccontami qualcosa, Ille. Parlami un po' di questa pulizia radionica che ultimamente stiamo proponendo, perché stanno arrivando tempi un po' importanti che ci vuole un po', insomma, di un rinforzino. Cosa sei?
Allora, bene, sono contenta che mi fai questa domanda, perché effettivamente è un aspetto importante. Io a tutti quelli comunque con cui ho avuto modo di parlarne ho fatto presente che noi siamo molto attenti alla nostra igiene personale. Abbiamo capito che è importante per mantenerci in buona salute, per stare bene, per ehm, anche da un punto di vista delle relazioni sociali, chiaramente influisce in molti aspetti, ma ci dimentichiamo che invece non ci sporchiamo solo da un punto di vista fisico, ma anche il corpo astrale, il corpo eterico, che poi è lì che, come dire, si creano i primi coaguli che poi si manifestano nel mondo materiale e fisico. Dunque, forse prima ancora dovremmo tenere sempre in ordine i corpi sottili e il nostro astrale proprio direttamente coinvolto con la nostra vita. Dunque, sì, stai bene, stai bene. Dunque è A chiappo? A importante. chiappo? A chiappi, a chiappi. Dunque è importante essere sempre in ordine, non soltanto per quanto riguarda la pulizia del corpo fisico, ma anche proprio i corpi sottili. E con questa pulizia si vanno a lavorare veramente tutti gli ambiti della nostra esistenza, compreso il patrimonio che ereditiamo dagli antenati, sia in termini di comportamenti, sia in termini di paure o altre cose che vengono proprio trasmesse dagli antenati a noi, anche per esempio relazioni errate, comportamenti a tavola per dire, cioè ci sono proprio dei meccanismi che non sottostimiamo ma si trasmettono anche a livello genetico. Dunque andiamo a lavorare veramente sotto molti aspetti, dà dei grandi e belli risultati. Ci vuole ovviamente del tempo come tutte le cose perché si manifestino, perché ricordo che sul piano astrale e sui corpi sottili la trasformazione è immediata, ma come tutto ci vuole una ricaduta, un tempo di ricaduta perché si manifesti su questo piano e dunque a volte gli esiti sono straordinariamente immediati, altre volte richiedono più tempo per manifestarsi, però in ogni caso abbiamo avuto dei bellissimi risultati. Dunque questa è una cosa che io consiglio, al di là di tutto, è importante farla perché, ripeto, non ci sporchiamo solo il corpo fisico e nonostante le difese che possiamo avere ci portiamo dietro cose pregresse che continuano a interferire negli ambiti delle relazioni, del benessere anche, della prosperità, le difficoltà sul lavoro o altre cose che insomma possono essere direttamente collegate a quelle cose che ci portiamo dentro, anche forme pensiero, attività proprio mentali come schemi mentali, preconcetti, altre cose che non ci sono d'aiuto, senza contare anche che larve, parassiti astrali, tante sporcizie di Certo, cui non certo. siamo minimamente consapevoli, ma che ci drenano costantemente. Dunque, ecco, questo è un po' il senso della pulizia. E ricordo che nel protocollo di questa pulizia, quando si fa questo trattamento, vengono ripuliti anche gli ambienti domestici, anche da quelle che sono gli accumuli di stress geopatico o elettromagnetico. Non si può Sì. correggere il problema, la geopatia o le fonti di elettromagnetismo, ma possiamo costantemente mantenere pulito quello che è l'impatto energetico vibratorio di queste cose sul nostro organismo e sul nostro ambiente domestico. Bene, detto questo, insomma, ce ne sarebbe tantissimo altro da dire, ma non ho voglia di annoiare nessuno. Senti un po', ma Ti abbiamo perso questa? pulizia fa anche una ricarica energetica. Certo, assolutamente sì. Allora, senti, fai una pulizia per il mio cellulare perché con questa filippica mi è scaricato la batteria. Senti, Stellina, ho capito questa cosa qua. Bene, la ricarica c'è, praticamente. No, amici, ero uscito bello carico perché so che quando vi faccio la domandina a tradimento alla Hilde mi parte la batteria. Comunque, a parte la battutaccia di pessimo gusto, che sapete che il vostro Marietto
è un pochettino tontolone con le orecchie al topo Gigio. Ascoltate bene quello che ha detto la Hilde, perché è importantissima la protezione energetica, ancora più dal mio punto di vista dei sigilli e dei talismani, proprio perché va a curare e a pulire certi centri dei corpi sottili che in altri modi non vengono toccati. Ma dirò di più, il sigillo e i talismani lavorano meglio su un astrale pulito. Esatto, bravissimo, ma Hilde mi rubi le parole di bocca, mi dovevi lasciare la seconda parte per fare un figurone, ma così cara, ma così cara mia, ma tu mi stai leggendo nel cervello. Bene, cari amici, detto questo, per 100 euro è regalata, perché poi aumenteremo i prezzi, non dici quando diventeremo famosi. Cioè, perché noi per il momento abbiamo solo in 200.000 visite, più di 2.000 iscritti, siamo contentissimi, ma vogliamo sempre di più, perché sta arrivando dei periodi molto importanti, dei periodi impegnativi dove saremo un po' tutti sotto pressione, e chi, come si suol dire, mio papà, quando gli dicevo ma gli altri chi li salva, e mio papà mi diceva sempre io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Quindi, cari amici che mi state ascoltando, voi se avete figli pensate ai vostri, gli altri poi si penseranno agli altri, quelli che vanno a vedere gli altri gruppi, gli altri canali, giusto Hilde? Giusto, sì, direi proprio sì. Bene, sono un po' duretto nelle spiegazioni, ma quando ci vuole ci vuole. Abbiamo Sara comunque che saluto, ciao Sara. Ciao Sara, ciao. Bene, allora l'appuntamento dunque oggi alle 4, mi raccomando sul canale YouTube del Marietto Veneziano, come sempre vi daremo risposta con la combinata, la doppia, prima il pendolino e poi le sibille. Esatto. Passeremo un po' di tempo insieme. Ricordiamo sempre nome e cognome, il cognome se non lo volete proprio mettere, mettete qualcosa che sia vicino, cioè ci vuole. Quantomeno la data di nascita e il vostro nome, abbiamo bisogno, poi è chiaro che... DNA no! No, la targa del veicolo nemmeno. Il codice fiscale lo dovete dare alla Hilde quando fatturerà, nel senso se in futuro. Sì, vabbè. Perché la Hilde, ricordatevi, lavora in modo chiaro. Lei paga le tasse, non siamo di quelli che vanno in giro a dire uma, 3 euro e roba del genere. Perché ricordatevi, la Hilde non è che fa il bollito e poi corre lì. Cioè la lavora a livello professionale. Lavoro questo, sì. Non è che sta lì a spippettare la sigaretta e poi aspetta, capite cosa voglio dirvi? No? Noi siamo qui, facciamo le cose. Non fumo. Esatto. No, perché ci sono molti che spippettano la sigaretta, poi lavorano gratis magari perché sono in pensione, però non danno una struttura, una sicurezza che il domani ci saranno. Loro sono lì per gonfiare il loro ego, parliamoci chiaro, e dire io faccio le cose gratis perché paga lo Stato, oppure paga il marito che va a lavorare, io mi spippetto, sento le persone. Capite, cari amici, com'è il gioco? Quindi chi pensa che noi siamo lì a perdere tempo si è sbagliato, giusto Hilde? Sì, bravo, l'hai detto. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento alle 4, che ne dici Marietto? La stesa l'abbiamo fatta, abbiamo visto un po' così questa giornata, ci si incontravamo un po', vabbè. Comunque ragazzi, stateci vicino perché staranno arrivando tempi veramente impegnativi e come diceva mio papà, io penso ai miei figli e gli altri devono pensare ai loro, no? Voi pensate ai vostri e sapete che il vostro Marietto e la Hilde ci saranno sempre. Certo. Io penso che possiamo... Ti devo dire una cosa a proposito di questo. La batteria, aspetta, 80%, puoi parlare, sì. Posso parlare? No, vabbè, sarò breve. Voglio dire solo questo, che forse chi ha avuto modo di parlare con noi, di stare con noi, se ne sarà anche accorto in base alla sua sensibilità o non lo so, ad altri parametri che non ho, in questo momento non sono in grado di menzionare, ma si sarà accorto che abbiamo una forma di accudimento, nel senso che effettivamente io vi percepisco come figli, io mi prendo cura di voi quando venite da me, come dei figli, voglio il vostro bene in questo senso. Dunque, quando Marietto diceva ognuno pensi ai suoi figli, allora sappiate che quando venite da noi siete i nostri figli, in un certo senso, non so, non lo dico con presunzione o con arroganza, proprio col cuore.
vorrei vedervi sistemati tutti come voglio vedere sistemati i miei figli. Questo è un po' quello che volevo dire. Modello, ma scusa Hilde, ma ti è venuta la sindrome della madre Teresa di Calcutta? Sì, sì, lo so, ho sempre avuto. No, sto scherzando, cari amici. La Hilde è proprio così, è vero. A un certo punto, quando a livello energetico si hanno certi collegamenti e succedono queste cose qua, cioè praticamente le persone che ci contattano diventano parte del, come si dice, del radar. Una famiglia, no? Cerchiamo di Esatto, tenere... ma poi infatti a livello vibrazionale siamo collegati, questo è anche vero, sì, Hilde. Hai Ciao esteso Rosina! Ciao Rosina, hai esteso il tuo poker di cuori. Brava Hilde. No, io sono fatta così. Io devo lavorare, come dico io, ci devo mettere anche il cuore, altrimenti la mia soddisfazione è là nell'impegnarmi. Sai, quasi quasi ero tentato di chiederti dei sigilli per spiegarlo meglio, però ho ancora il 75% a batteria. No, no. Quanti sono in collegamento? Prossimo sabato. 5 prodi, Ma vado allora, coraggioso. ma questi sono dei prodi, sono degli eroi. Allora, per punirli, parlami dei sigilli. Sì. Così imparano. Oh, poveri. No, vabbè. Allora, il sigillo è importantissimo. Perché? Perché Mi hai è preso sul serio? inutile, Vabbè, parla. è inutile, se sto parlando, parlo davvero, è inutile, cioè, è innegabile che giornalmente riceviamo degli influssi astrali. Chi sa un po' di astrologia effettivamente ha modo di vedere come alcuni pianeti in alcune posizioni portino determinate esperienze o anche solo emozioni, mood mentali o psicologici. Dunque siamo costantemente bombardati da forze esterne e non sempre sono nel modo miglior, messe nel modo migliore, seppur io sia dell'idea che tutto è per uno scopo positivo per noi, però se qualcosa ci può arrivare, diciamo, in modo meno problematico, perché no? Dunque, cosa fanno questi sigilli planetari? Sono sigilli salomonici, ovviamente, dunque dell'antica arte e tradizione salomonica, e sono eseguiti proprio a regola d'arte. Creano una veste astrale, come se avessimo intorno, no, questo strato energetico con le informazioni e le vibrazioni di questo particolare sigillo. Ricordo che sono tantissimi i sigilli, perché ne esistono per ogni ambito della vita, così come gli astri possono influenzare qualsiasi ambito della nostra vita. Dunque siamo comunque, e questo è il concetto di base con cui sono stati creati i sigilli, e dunque possono influenzare a 360 gradi. Ovviamente ogni sigillo ha la sua competenza e va a correggere il tiro degli astri in una determinata direzione. Per Questo è tutta la vita. Per per tutta la tutta la vita. vita, dunque si fa una volta il sigillo. Ovviamente poi lavorerà, perché è consacrato alla persona, lavorerà come fossero dei guardiani, perché ogni sigillo chiama una o più entità, e dunque è come se aveste sempre, voi camminate e avete sempre alle vostre spalle dei guardiani che comunque faranno in modo che tutto ciò che vi arriva sia in linea col progetto divino e comunque è mitigato, o addirittura propiziano, hanno fatto delle cose molto molto importanti i sigilli. Dunque questo è quanto, è una veste astrale piano piano da esterno assorbite come se diventasse un aspetto di voi. Soprattutto questo serve a correggere alcune carenze, lacune oppure certe disarmonie che procurano nella vita delle situazioni anche problematiche. Bon, basta, finita la filippica sui sigilli. No, la batteria finché tiene batteria possiamo pure, finché cammina il cellulare con le sue gambe, poi... Allora, e degli elementari puoi dirmi qualcosa? Sì, allora, ma hai deciso di farmi l'esame? Devi lavorare, noi non stiamo mica qui a pettinare le dagide, lavora un po', spiegami un po' questi elementali. Allora, gli elementali, che ci piacciono o no, ne creiamo in continuazione. Dunque, sono nostri figli, ma anche figli di altri che noi incrociamo e che restano agganciati nei luoghi o ai campi, ai corpi sottili delle persone. Sono forme pensiero che però
hanno una natura più forte. La forma pensiero, se non è continuamente alimentata, si disgrega nel tempo, non trova nutrimento e si dissolve. Ma l'elementale spesso e volentieri viene creato con cognizione di causa. Vale a dire che è un pensiero intenzionale e intenzionalmente nutrito, che forma come un'entità, una forma di vita. Attenzione, perché se non si fanno consapevolmente, o comunque se non si sanno gestire, gli elementali tornano a nutrirsi, dunque Esatto, possono anche esatto. portare forme di parasitaggio importanti. Quando invece sono fatti con cognizione di causa, si danno tutte le istruzioni necessarie affinché proseguano e si nutrano da altre fonti, che sono le fonti dei regni spirituali superiori. È chiaro che diversamente diventiamo noi stessi la pila energetica delle nostre creazioni, ma in fondo è il sistema che già tutti viviamo, proprio legato ai nostri pensieri. Il mondo dei pensieri è così: noi creiamo un pensiero, ma neanche che lo creiamo, spesso e volentieri lo intercettiamo, però questo pensiero viene alimentato, nutrito, si stacca da noi, dalla radice del naso, è da qua che escono le forme pensiero, si allontanano, poi hanno fame, perché sono forme di vita che, come tutti, hanno bisogno di energia per continuare a sostenersi, dunque tornano e vengono la porta eterica dietro la nuca e vanno a nutrirsi lì. Dunque creano questo circolo dove continuamente si rinforzano, riescono ad allontanarsi anche un po', infatti in alcuni casi noi perdiamo queste forme pensiero, questi elementali, perché trovano un'assonanza vibratoria altrove e altro nutrimento altrove, ma molto, molto spesso diventano invece pensieri ossessivi, perché tornano da noi, tornano da noi, tornano da noi, e attenzione, tornano e ripropongono lo stesso sentimento, lo stesso stato emotivo con il quale sono stati generati. Questo crea manie ripetitive, ossessioni, cose varie. Questo un po' nel caso in cui non siamo consapevoli di crearli, ma comunque, consapevoli o meno, noi continuamente creiamo delle forme di vita che affollano l'astrale, i luoghi. Per questo torniamo al punto A: le pulizie sono fondamentali. È vero, le pulizie di fine stagione, ma anche di primavera, così sono fondamentali. Sì. Il vostro Marietto può confermarlo, eh? E allora, io adesso non ti faccio un'altra domanda, perché non perché la batteria si sta scaricando, perché l'hai ricaricata, eh? Ho visto che è andata un po' su, perché sentire queste belle notizie dà forza e speranza. Ma scusa, l'esame, Marietto, ho finito oppure? Ma io posso fare un'altra domanda o pensi che... Dimmi tu, vediamo, ormai è andato l'interrogatorio. Quelli della mano sinistra, che quando entri in questi gruppi di festi dicono ti metto io sigillo addosso a livello astrale, quelle cosine così. Allora, ascolta, noi proveniamo dalla scuola cabalistica ermetica e abbiamo praticato e pratichiamo la via regale. Sappiamo benissimo che un vero mago non si attacca né alla sinistra né alla destra, ma lavora con entrambe le forze con cognizione di causa, perché in alcuni momenti le forze disgreganti servono, in altri momenti servono le forze che costruiscono. No, nessuna è migliore dell'altra, ma ognuna ha un compito preciso. Quando c'è da costruire, costruiscono; quando c'è da distruggere, distruggono. È chiaro che abbiamo questo esempio sotto gli occhi ogni giorno nel libro della natura. Ogni giorno la natura distrugge e crea, ma non è cattiva se distrugge, se fa per esempio marcire un frutto o se un animale morto si decompone. Non c'è cattiveria in questo, c'è lo spirito di rinnovamento. Dunque un vero mago usa le forze senza attaccarsi a un aspetto o a un altro, ma sfruttando la forza che è più logica e più occorre alla situazione, alla circostanza che va a correggere o su cui va a intervenire. Dunque un mago realizzato percorre la via regale, cioè ha bilanciato gli opposti e non fa giudizio. Perché ho fatto questa premessa? Perché non è negativa solo la mano sinistra, può essere negativa anche la mano destra, nel senso che certo. nel momento in cui noi
andiamo solo da una parte, si crea uno squilibrio. Ricordiamoci che, dov'è qua? Ricordiamoci che l'universo e questo mondo che noi viviamo è basato sulla polarità e sul bilanciamento degli opposti. Dunque, un mago che è solo della mano sinistra chiaramente creerà non solo intorno a sé, ma nella sua vita stessa dei grossi scompensi, perché chiaramente manca la controparte. E lo stesso anche chi fa solo magia bianca non è messo meglio di chi fa solo magia nera. Questo è importante. Bisogna sempre bilanciare in qualsiasi operazione. Dove noi mettiamo dobbiamo togliere, dove noi togliamo dobbiamo mettere. Se non c'è questo equilibrio, alla lunga, o che sia un mago bianco o che sia un mago nero, farà disarmonie nell'universo. Questo è importante. Deve arrivare questo messaggio, perché c'è giudizio ancora nella magia e non va. Esatto, ma adesso ti voglio fare l'ultima domanda, perché a questo punto quanti sono rimasti in linea? Guarda, 10. Grazie. Porca mia, non ti faccio più domande, se no qui devono fare il bollito adesso queste persone. Oh, andate a cucinare. C'è anche Cinzia che riesce a leggere il nome. Ciao Cinzia. Ciao Cinzia, ciao Cinzietta. Vi ricordo che se volete che riusciamo a vedere il vostro nome, dove c'è la diretta, vedete che c'è la nostra immagine, in alto c'è un po' di testo scritto e c'è un link in azzurro di StreamYard/Facebook. Dovete cliccare lì sopra e autorizzare la piattaforma che noi usiamo per la diretta a vedere il vostro nome. Così è gratuito, è gratuito. Nei commenti che voi lasciate noi riusciamo a leggere chi siete. Questo, e vi possiamo salutare come abbiamo fatto con Sara, con Cinzia e basta, perché sono loro due. E Rosina. Aspetta un po'. Senti, Hilde, adesso però ti voglio fare una domanda importante. Prima erano solamente di riscaldamento, per vedere se le cose le sai, e devo dire che ti ho insegnato bene. Adesso però un'altra domanda. Grazie maestro. Modestia a parte ragazzi. Adesso, io vedo sul tubo tante persone che spiegano magie di qua, magie di là, ma ci manca sempre la protezione iniziale, perché l'altro giorno vado sul tubo per vedere un po' la concorrenza come vive, e questa qui è partita con un rituale, e io ho pensato, ma se lo vede la Hilde gli vengono i capelli rossi, biondi volevo dire, per il semplice fatto che questa qui spiega delle cose, però non c'è la protezione. Hilde spiega bene le protezioni. Quando si inizia a fare colpi di ritorno. Esatto. Cari miei, il mondo della magia è pieno di insidie. Non vi ci infilate se non avete non solo le protezioni, la preparazione. Non ci si improvvisa, si vanno a toccare delle energie che veramente hanno poi delle ripercussioni sulle persone. È normale che... Voglio dire una cosa, noi facciamo atti magici dalla mattina alla sera. Sì, una cosa ma solo una, Cosina. Allora, facciamo atti magici dalla mattina alla sera, perché tutto quello che noi creiamo o facciamo usa la stessa procedura di quello che viene poi applicato al momento della ritualistica, vale a dire prima si immagina o si crea, si pensa dentro di sé, si crea uno spazio, una visione rispetto all'obiettivo che si vuole ottenere, e poi si usano le forze che sono più propizie, più giuste, più coerenti con quell'obiettivo. E questo è un po' il senso, ed è quello che viene fatto veramente dalla natura giornalmente. Però il fatto è questo: quando noi agiamo a livello occulto, dobbiamo anche tener conto che abbiamo delle conseguenze delle nostre azioni. In alcuni casi andiamo a toccare anche la vita di altre persone, e in questo dobbiamo fare attenzione, perché prima di tutto ci sono delle persone che gli puoi fare quello che si vuole e ti torna indietro, non sono schermati. Dunque anche lì, se poi uno si lancia a fare una ritualistica, non ha le protezioni, non ha le conoscenze, solo perché ha letto o ha visto un ritualino da qualche parte, crea un danno non da poco poi nella sua vita. Dunque sì, per carità, informatevi, leggete, però ricordatevi che ci vuole addestramento, ci vogliono le protezioni, ci vogliono i materiali giusti, cioè non basta prendere un limone, per farvi un esempio, cioè un nastro di raso, ci sono delle cose che
veramente dobbiamo conoscere, perché non si scherza con queste cose qua, ci si brucia la strada, ragazzi, è pericoloso. Chiaro che magari una volta ogni tanto fatta una cosa non è che è per forza di cose un pericolo, però chi studia la vera magia sa che la conoscenza costa, i materiali costano, il tempo speso per l'addestramento è impagabile, non ha prezzo, perché o fai quello o fai un'altra cosa, non si può usare. Dunque Esatto. una vera vita dedicata all'arte è una vita che non ti permette di fare altro, devi fare quello, fino a che hai raggiunto un grado di addestramento tale per cui puoi fare di quello il tuo lavoro, però altrimenti solo per fare il mago per hobby fate danno, ve lo dico prima. Va bene. Detto questo, Marietto, volevi sapere questo? Volevi farmi dire questa No, cosa? io volevo sapere, no scherzo, no, perché l'altro giorno guardavo appunto una signora che poi tra l'altro leggeva anche quello che stavo dicendo, quindi praticamente non aveva mai fatto quell'operazione magica, no? Però la proponeva con magari, dicevo, però, no? Però non sentivo, magari avrà detto in altre pillole, che ci Certo, voleva una protezione, no? Una può anche protezione, essere che lì, abbia spiegato prima, sì, però però lì proprio non l'ha detto. Io ho pensato, ma tutti quelli che faranno questa operazione, se vanno, perché era l'avvicinamento di una persona, ma se vanno a beccare uno che è infestato di larve, magari se lo porteranno anche dove vogliono. Però questo arriva con tutto il suo bagaglio di larve elementali, vampiri energetici, tutto. Quindi praticamente questa stava lanciando nel vuoto del nulla un macigno immenso, e le persone che la seguivano, no? Che era poi una cosa molto semplice, praticamente si infestavano, no? Chi l'ha fatto questa operazione. Perché i risultati ci sono, il problema è il dopo, capite? È come quando uno mangia tanti dolci. Mangiare tanti dolci è bello, ma poi dopo c'è il diabete. ho qualche chiletto in più. Sì, beh, ma qualche chiletto in più, ragazzi, per i periodi che vengono fa sempre bene, ve l'ho detto, perché stanno arrivando i periodi di pioggia e magari siete un pochettino corazzati qualche chilo, Marietta lo consiglia. Però era un esempio per dire che, dico, caspita che coraggiosa a dire queste cose qua, quando non Vabbè, spiega. sai, la magia è una cosa, la stregoneria è un'altra. Dobbiamo fare un Esatto, distinguo. Questo è era importante. una stregona, brava, era una stregona, No, è centrato le stelle, le esatto, streghe infatti. hanno sicuramente, per esempio, la differenza è che hanno un contatto con la natura, usano ovviamente le cose della natura, però non hanno fatto un lavoro di bilanciamento degli opposti, non hanno fatto un lavoro sul sé, cioè vivono su quello che sentono, sulle percezioni, sui legami col mondo magico, naturale. Il mago fa altro, il mago tiene conto degli equilibri, deve farlo, perché altrimenti Fa le dirette anche su StreamYard il mago, lo sai? anche questo, sì, se serve sì. Va bene. Questa è una freddura, ma sai c'è un caldo qui, c'è un caldo che forse non te ne sei Credo che accorto. sei a mezze maniche. Io, vabbè, Bene, perché questa casa è un po' freschetta, comunque. per fortuna non c'è in giro nessuno, perché sennò qui mi vedono parlare con telefono magari e dicono, cosa è matto? Invece Vabbè. sono in diretta col mondo di windsurf. Allora, senti un po', Hilde, io penso che per questo spot per oggi alle 4 Li abbiamo ubriacati. Non so. pensi che Secondo me, se continuiamo alle 4 non vengono, li abbiamo già stancati. non vengono più, non vengono. Cioè io li ho stancati e tu li hai finiti, eh? Cioè io li ho stancati ma tu li hai finiti. Cotti. Li hai cotti. Sì, va Senti un bene. po', ma Allora, che ore sono che dobbiamo lasciare perché dovevo andare a fare lo stufato? sono le 11. Sei stufato di verdura al massimo. Ah no, non tu, dico, quelli che ci stanno guardando, magari hanno lì il porcellino che sta in pentola, il brodino, non so io che età hanno i nostri che ci seguono, non so, magari. Qualsiasi età gli vogliamo bene. Allora, alle No, 4, mi raccomando, ore 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sono quasi le 11, dunque vi liberiamo. Sì, no, lasciamela andare perché sennò
sì. Va bene, Ilde, allora A più facciamo tardi, non mancare. Ilde, io e te ci vediamo alle 4, va bene, Ilde? Alle 4 Certo, sul mio canale, vieni. ma fammici pensare, vediamo l'agenda. Vediamo l'agenda. Ok, cari amici, io saluto tutti, saluto anche la Ilde, ciao Ilde. Oh, Ilde, sono Buona stato giornata. bravo. Ma scusa, l'ultima, sono stato bravo, dopo mi fai scazzi a torno come l'ultima volta. No, sei stato bravo, mi hai fatto un interrogatorio al quale non ero preparata, però io queste cose le vivo dunque. Non immaginavo Ok, mi avessi interrogata oggi, diciamo che. vabbè, vabbè. Va bene. Buon pomeriggio, Ciao, cioè buon proseguimento a tutti a oggi pomeriggio. Ciao a tutti, ciao, ciao ciao, ciao, Sara, ciao, ciao ciao, ciao, ciao. Rosina, ciao Cinzia, tutte le persone che si erano collegate di cui vedo il nome e tutti gli altri di cui non vediamo il nome ma che hanno commentato. A più tardi. Ciao, Ciao ciao, 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 ciao. ciao.